Allora, ciao a tutti ragazzi, nuovo video di questa mia serie dedicata al mio secondo libro, il primo romanzo, Antonio Rizzi e l'Innocenza della realtà. Allora, prima di cominciare questo video io vi annuncio che comunque sarà molto più breve rispetto al solito, intanto perché vabbè non ho tempo, però come ho detto ovviamente io andrò avanti finché appunto non completerò tutti i capitoli del mio romanzo, descrivendovi capitoli per capitoli, per la quale però ovviamente non farò un solo video dedicato a un solo capitolo perché c'è molto da leggere, molto da analizzare, anche se bisogna cercare di essere sintetici. Come delle volte faccio, cioè cerco di essere sintetico, ovviamente non posso sintetizzare troppo. Oggi ho ancora meno tempo del solito, quindi questo video diciamo che durerà 5-6 minuti, non oltre, e andrò a analizzare appunto la prima parte del sesto capitolo delle vicende appunto di questa giovane siciliana, prima ambientata a Corleone nella prima parte e poi a New York nella seconda parte. Prima che cominci il video io vi ricordo sempre di commentare numerosi, di iscrivervi al mio canale YouTube, poi successivamente mettete un mi piace, ditemi che ne pensate di questa serie, aiutate a farla crescere, e se volete seguirmi potete seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, io ovviamente il link ve lo lascerò in descrizione, e ovviamente vi lascio anche il link del mio sito web se volete andare a vedere, che è sempre pieno di notizie appunto sul mio libro e su opinioni varie, anche alcuni video che io faccio con la chitarra o col microfono. Comunque, detto questo, e vi ricordo anche che il libro potete trovare una copia di Antonio Rizzi, l'Innocenza della realtà, nella nostra bottega di famiglia, la bottega del vino, Corso Vittorio Emanuele III, numero 55, a Sabota in provincia di Latina. E se siete fortunati anche in qualche libro di libreria Mandrago continuo, ma dovete essere molto fortunati perché bisogna fare la richiesta alla casa editrice. Comunque, detto questo, poi ho fatto anche un'altra presentazione il 24 luglio, qua a Sabata, spero di farne molte tra breve, però adesso appunto io direi di non perderci ultimamente in chiacchiere, mentre comincio ad analizzare il sesto capitolo del libro, che ricomincia esattamente dove si era interrotto il quinto, ossia appunto quando il giovane Antonio, insieme al suo fratello Michele e i suoi migliori amici Marco e Paolo hanno scoperto il cadavere senza vita dello stesso Nino Rizzi, e nonostante la loro disperazione hanno avuto poi il coraggio appunto di caricare appunto il corpo del loro padre in spalla insieme ai loro migliori amici e di portarlo là per far vedere alla loro madre Carmela quello che era successo allo stesso Nino, ucciso dagli uomini di Francesco Cigli, potente boss di Corleone, con la quale appunto lo stesso padre di Antonio e Michele si era indebitato molti anni prima dell'inizio della vicenda che io sono andato a creare. Quindi il capitolo 6 che analizza esattamente le conseguenze del ritrovamento del cadavere senza vita di Nino Rizzi. Allora, i giorni seguenti alla scoperta della morte di Nino furono un inferno per Michele e per Antonio. Nino era il capofamiglia, colui che portava la pagnotta a casa, ed era ovvio che i due fratelli adesso dovevano fare esattamente qualcosa per non andare ad elemosinare. Ad aggiungersi questo c'era anche il fatto che Carmela probabilmente non sarebbe stata più la stessa. Si era chiusa completamente dentro di sé. Antonio si aspettava che sua madre avrebbe subito uno shock di vedere il corpo del marito, ma sicuramente non di quelle proporzioni. L'aveva conosciuta come una donna forte, una donna combattiva, invece la morte del marito l'aveva completamente sconvolta. Dopo che svenne, Antonio e Michele, aiutati da Marco e Paolo, l'hanno portato a letto e chiamato un medico. Quando il dottore la vide, disse che non c'era niente di preoccupante, aveva subito un forte shock, perché si sarebbe ripreso in poco tempo. Michele e Antonio avevano voluto credere alle parole di quello, del medico, del resto conoscevano bene quanto era forte e determinata la madre. Ma i dubbi tornarono quando Carmela si svegliò, li guardò e sembrava quasi non riconoscerli, prima di addormentarsi una mente, come se non riconoscesse i suoi figli. Quando si riprese era evidente che non era più la stessa persona, fissava il vuoto per minuti interi senza proferire parola, non accendeva la radio e non si metteva neanche a fare le cose che amava fare come lavorare uncinetto. No, pensò Antonio tristemente, poteva succedere qualsiasi cosa. Alla morte di papà probabilmente se ne andava anche un pezzo di mamma. Era evidente che in quelle condizioni Carmela non sarebbe uscita di casa per un bel pezzo e Michele e Antonio sapevano che dovevano fare qualcun altro. Il rapporto dei due fratelli era migliorato, non erano mai stati così vicini come in quel momento, si erano resi conto della gravità della situazione. E Antonio, dopo alcuni giorni dal ritrovamento del corpo senza vita del padre, decise che era il momento di discutere con Michele su quello che sarebbe stato il loro futuro. Uno dei loro due doveva necessariamente cominciare a lavorare, ma Michele aveva già le idee chiare. Ho già deciso cosa fare, Antonio, l'unica soluzione è che io cominci a lavorare nella vita del vecchio Enzo, disse al fratello. Enzo era uno dei punti fermi di Corleone, era un uomo della sola sessantina che possedeva un negozio dove si poteva comprare qualsiasi cosa, dal cibo a biglietti da lotteria. Sicuramente era un grande lavoratore ed era molto apprezzato per questo, nonostante il carattere burbero che aveva, dopo aver perso tragicamente il figlio in un incidente. Oltre a questo aveva bisogno di personale e qui entrava in gioco Michele, il suo bisogno di guadagnare. Antonio però non era particolarmente d'accordo quello che gli diceva il fratello. Beh, allora voglio darti una mano, anch'io voglio rendermi utile, rispose Antonio. No, tu devi continuare la scuola, ora che papà non c'è più, sono io la persona che deve guidare la famiglia sul lato economico. Sai, non so perché, ma penso che ci siano anche altre ragioni oltre questo, gli rivelò Antonio, guardandolo in faccia. Sì, non c'è un'altra spiegazione, Antonio, gli rispose Michele. C'è troppa gentaglia
quel bar e tu hai solo 12 anni, stai con Marco e Paolo, comportati come un normale adolescente e può darsi che un giorno prendere il mio posto, ma adesso sono io che devo mandare avanti la baracca, concluse Michele, e Antonio arrendendosi si annui. Michele conosceva abbastanza bene Enzo, frequentava oltre la sua drogheria ed era una delle poche persone con il quale il vecchio commerciante parlava senza problemi. Tutto il contrario della gente che consumava anche 10 birre a sera e si prendeva scazzottata anche fino a luna di notte. In quel caso Enzo perdeva le staffe di brutto. Comunque fu con piacere che Enzo accolse la richiesta di Michele di poter lavorare nel suo negozio. Dopo aver discusso con Antonio, Michele non ci aveva pensato 2 volte e aveva deciso di andare a lavorare in quella drogheria di fiducia. Enzo aveva compreso quale subito il suo stato d'animo dopo quello che era successo al padre. Ragazzo mio, ti capisco anche troppo, deve essere stato terribile vedere tuo padre in quelle condizioni, già purtroppo questa è la vita. Adesso io, mio fratello, Antonio e mia madre, dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo metterci tutto le spalle, se no non andiamo avanti e non andiamo da nessuna parte. Beh, le porte sono sempre aperte per te, Michele, ho bisogno di ragazzi svegli come te, non c'è nessuna ragione per dirti di no dopo quello che mi è successo. Come sta tua madre? Non bene, se l'è presa fisicamente, ma quando l'ho guardata in faccia ho capito che aveva subito uno shock terribile, temo proprio che non sarà più la stessa versione di prima. E a Michele gli scese una lacrima dall'occhio mentre diceva questo. Non pensarci, tuo padre vorrebbe che voi andaste avanti, disse Enzo per confortarlo. Che orari preferisci fare? Michele gli rispose subito, devo comunque andare a scuola, quindi quasi sicuramente il pomeriggio tutti i giorni. Tutti i giorni no, almeno la domenica prendila libera. Se mi dai una mano 6 pomeriggi a settimana, ti do comunque un bel po' di soldi. Allora va bene, disse Michele. I due si misero d'accordo, si strinsero la mano e dopo che Enzo gli offrì un pacco di patatine, il ragazzo se ne andò. Allora, quindi questa è la conclusione, diciamo, dell'introduzione del 6° capitolo della mia parte. Come ho detto, ragazzi, ho fatto un video, questo è un video molto più breve rispetto al solito, del racconto del mio romanzo Antodolizio, perché non ho tempo, devo fare altre cose. Comunque, il prossimo video ovviamente io andrò a analizzare ancora il 6° capitolo, ovviamente lo analizzerò per intero, farò alcuni tagli, lo renderò il più sintetico possibile, però ovviamente approfondirò molto di più quello del 6° capitolo. Detto questo, niente ragazzi, spero che abbiate apprezzato questo video, il mio racconto dalla mia parte del 6° capitolo di Antodolizio all'innocenza in realtà. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video ragazzi, vi ricordo sempre commentate numerosi, iscrivetevi al mio canale e mettete un mi piace e visitate il mio sito web e la mia pagina Facebook. Ciao ragazzi, a presto!